Naaman, sorrestando ai soldati del re di Aram, agli era un uomo un'evore portato e ascoltato dal suo paron. Perché cagliere mediante lui che il Signore urveve date la vittoria agli arameos, che ston però alveve la levre. Gli arameos, Jesus fur parrafacce cacchiatavi, aveva importate vie de tiere di Israele une giovine, che dopo ieri lade a servì la femmine di Naaman. I dise alla sua parone: se il mio paron all'es dal profeta di Samarie, sigur che lui deliberares de levre. Naaman alle contai al suo paron: la frutta che vende tiare di Israele mi ha dit così e così. E rispondè il re di Aram: va allora, e manderai una lettera al re di Israele. Naaman al partì, portando a ur di sé 10 talents d'arint, 6.000 siglos d'aur e 10 vestis di lusso. E presentà al re la lettera, buttade io così. Ta stes frattim che ti arriverà queste lettere, ti mandi anche il mio famei Naaman, perché tu lo deliberis de solevre. Lette la lettera, il re di Israele si sbregà i vestiti e al disè: non so mica un Dio io di poder dalla morte e la vita, e c'è molto che il chi mi mandi al un levros perché lo deliberi de levre. Come si rende conto che al cir fur un rimpin dome par cavilà. Ma quando Eliseo al vignè a sapere che il re di Israele si veve sbregati i vestiti, i mandà a di al re: perché poastu sbregati i vestiti, che al vigni di me al savarà candè un profeta in Israele. Naaman arrivà così ai chiavai e col socchiar, si fermò sulla porta di casa di Eliseo. Eliseo gli mandà un messaggio: va a bagnati 7 volte dal Giordano e la tocchiar diventerà monde. Naaman, disdegnat al partì di Sint, ovevi scrupulat, sicur che al salterà fur e si presenterà di persone, poi al prearà il nome dal suo Dio, al tocchiarà con la man la part malade e alla smondearà la part con la levre. I fluns di Damasc, l'Albane e il Parpar non valeno più che no tutti gli saghis di Israele, no podaresi o là bagnami laiù e saltafur smondeat, al volta al ciar e al partì cagliere fur di sé. I siei fa fameis, però che il eri in doglie, e i fevelarin così. Parignò, se il profeta ti avesse ordinato al di intrigos, non tu varesti stufat. No is al mio che ti vedi dit bagniti e tu sarai smondato. Allora al dismontaiù e si lavà 7 voltis tal Giordan da urde per aule di Eliseo. La socchiar e diventà tant che la chiar di un fruttin. Al tornà di Eliseo con tutte la sua scorte, agli entrà si buttà denandi lui e disè: sì, come o sai che non dè altri Dio in tutto il mondo furché in Israele, accette per piacere un regalo dal tuo famei. Ma Eliseo gli rispondè: ver come calevifi il Signore che io non soi denante di lui, non chiolerai nuie di te. Naaman all'insisté che l'accettas, ma lui non voleva savento. Allora Naaman gli disse: Zaccale no, lascia che si dedi al tuo famei che il tan di tiere di poter chiamare doi mui, perché che il tuo famei non offrisarà lui né olocausti né sacrifici a Dios differenza, ma dome al Signore. Dome che il Signore perdoni che est al tuo famei, quando che il mio paron al va al tempio di Rimon per adorare. Si poe sul mio braccio e io mi ingenogli tal tempio di Rimon, quando che si ingenogli lui. Che il Signore perdoni che stazione al tuo famei. Eliseo rispondè: vai in pace, e Naaman si slontanò un biel toc di strade. Gegazzi, il famei di Eliseo, al pensà: il mio paron, alla sparegnata Naaman, che sta arameo, no accettanze che lui aveva offrito, ver come che il Signore alle viv, i corda ur, e o chiapparai sicuralc. E di fatto, Gegazzi alle da ur a Naaman,
quando che Naman lo viodè, i correve da Ur, al dismontare dal chiar, parlai in quintri e domandà, «Dut ben?» «Ben non», gli rispondè che l'altri, «il mio paron mi ha mandato a diti, mi stanno arrivando i giovins de monte di Efraim, figli di profetis, dammi per loro per plasè un talent d'arint e 2 vestiti di fieste». Disse al Naman, che l'accetti 2 talents e al tigni dur, al pea i 2 talents d'arint in 2 sacks e con 2 vestiti di fieste, e io consegnà a 2 dei suoi fameis, che io portarin denandi che cazzi. Quando che arrivà al Olfel, urai chiolè des lor mans e io mettei in chiase, poi al mandà via gli oms che si indilerin. Quando che si presentà denanda al suo paron, Liseo gli domandà, «Don Triventu po?» Che cazzi rispondè, «Il tuo famei non l'è stato in neo», ma Liseo gli disse, «Il mio curno eri al presin quando che qualchidun alle dismontà dal suo chiar par vigniti inquintri, come tu has vut la rint e tu puoi comprare pari e sardins, ulivars e vignai, besteam minute grand, fameis e siervis, ma però la levre di Naman si taccarà tor di te e te to discendenza per sempre, e che cacci si slontanà di lui candid come la neve par via de levre».